Noi pensiamo di partire con l'avvio della chiamata degli ultraottantenni dalla settimana del 15 febbraio, con la chiamata dei nati del 1941. Solo il 1941 per quella settimana lì. Uno schema, un piano di battaglia che non accontenterà tutti i novantenni e centenari in primis, ma che è stato oggi comunicato alla popolazione. Si parte il 15 febbraio con i 43.346 nati nel 1941 per continuare la settimana seguente con i nati del 1946, i 75 anni e così di settimana in settimana a scalare con le corti 1940, 1945, 1939, 1944 e così via. Una strategia vaccinale fotocopia a quella messa in atto quando la popolazione fu vaccinata contro la meningite. Complessivamente fra Pfizer e Moderna nel mese di febbraio è prevista la consegna di 250.000 dosi. Il 2 febbraio il Veneto attende le 46.680 dosi di vaccino Pfizer. Primi 10 giorni di febbraio per chiudere i cicli vaccinali ai dipendenti della sanità pubblica. A seguire, se le consegne saranno rispettate, si parte con l'invio delle lettere a casa con la chiamata per la popolazione. Ad oggi, 28 gennaio, in Veneto sono quasi 34.000 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Una macchina partita con l'acceleratore, 7.000 dosi inoculate ogni giorno, che potrebbe, con l'innesto dei medici di base, è in corso la trattativa a livello nazionale, portare ad un'impennata importante. Il Veneto ha aperto anche una linea vaccinale per i trapiantati che saranno compresi dunque nella fase 1. Ora c'è grande attesa per lunedì, con il ritorno in classe al 50%. L'idea di fare un focus sulle scuole partendo da quel vecchio protocollo che avevamo già realizzato alla volta di novembre e approvato a dicembre. Facciamo dei controlli, diciamo, in progress a campione su dei distretti scolastici, sugli studenti, in maniera tale da monitorare anche lo stato di circolazione del virus anche nella popolazione scolastica. Ad un anno esatto dalla dichiarazione dello stato di emergenza per pandemia, il Veneto conferma il trend di calo dei numeri dei ricoverati. Scende anche l'indice di positività, siamo all'1,75%. Zaia annuncia l'intenzione di capire come circola il virus a partire dall'apertura delle scuole.